Ploaghe, 15 agosto 2017. Nelle prime ore del pomeriggio un corso ancora deserto, in cui poche persone sfidano il caldo afoso del Ferragosto per prepararsi ad un avvenimento importante per Ploaghe e la Sardegna tutta, il culto dei candelieri ploaghesi. Ultimi ritocchi prima della partenza del candeliere di San Pietro che... Dei pastori? Dei pastori, bravo. Cioè, qual è la storia di questo candeliere? Praticamente sono stati fatti per una pestilenza. In base alla pesta c'è stato il voto di far uscire i candelieri. E allora, diciamo così, le categorie sociali erano solo due, pastori E Massai. e Massai. I Cioè, Massai non c'erano altre bambini. categorie? No, pastori e Massai. Praticamente prima c'erano gli obrieri e se lo prendevano le famiglie. Adesso purtroppo famiglie non se ne trovano più con obrieri e lo stiamo togliendo lo stesso e portando per il paese. Candeliere di Gesù Bambino, Di Gesù che a Bambino. Ploaghe rappresenta? Una storia dei Massai, dell'epoca degli anni 800, diciamo. Il peso di questo candeliere? 4 quintali, 400 kg su per giù. Su per giù, In quanti lo portate? in 8. Il peso sarebbe 45 kg a testa, 50. E quindi le evoluzioni come a Sassari sì, possono sì. fare un po' meno. Sì, ma questo non è come quello di Sassari. No? No, perché sono venuti qui a prendere quelli di Sassari. Cioè, quelli di Sassari, visto come ballano. Hanno preso questo un anno e non ce l'hanno fatta perché pesavano di più. Il sindaco di Ploaghe che apre ufficialmente i candelieri 2017. Sì, per noi rinnovare questo antico rito è una cosa ormai che fa parte del nostro DNA. I candelieri per noi rappresentano non solo la nostra storia ma la nostra stessa identità. Noi abbiamo seguito ovviamente per tante volte i candelieri di Sassari e poi quelli di Iglesias. Vi assicuro che seguire i candelieri di Ploaghe è diverso, perché nonostante il peso, questi corrono. Io ho il fiatone e sono senza nulla, eccoli, e finalmente si fermano, perché ogni tanto anche loro devono rifiatare. Possibilmente all'ombra. Non ho capito. Dico, quando vi fermate almeno all'ombra. Beh, siamo all'ombra, vedi? Ma chi ve lo fa fare a correre così tanto? Ci avete 4 quintali addosso. Non vi pesa? Siete allenati, no? Il passo è quello, Ah, è proprio il passo che è dettato. il passo è quello, danno il passo ai capocannelieri e noi teniamo il passo. Per Bisogna forza, correre. bisogna... I signori sono la storia dei candelieri. Voi ne avete visto Di candelieri? quante edizioni? Ma neanche tu, la seconda è questa. Ah, questa è la seconda. E allora, 1 e 2, guarda. Ma lei almeno è di Ploaghe. Di? Di Ploaghe. No, adesso devo tu figari. Ah, pure... Aggredato esatto. qua a casa. Allora, cosa ci devi fotografare, ci devi? Con la telecamera. Come si chiama? L'academy. Attacca a banda la nave Cico sotto quel sombrero. E la signora lo stesso è di Putefigari. No, No. io sono di Macomer. Ehi, tutti accuditi No, siete. tutti accuditi a Cioè- Ploaghe. Voi il candeliere perché decidete di portarlo da giovani leve? Cioè, cosa vi spinge a... Passione. Passione, sì.
Anche perché vi tocca bruciarvi il Ferragosto e altre 3 date, perché il candeliere di Ploaghe esce 4 volte. Io l'ho fatto perché mi piaceva piccolino, poi ho fatto un voto e quindi per questo ho continuato sempre a prenderlo. Veramente con passione posso mollare il Ferragosto e continuare a prendere il candeliere, perché gli ho chiesto una cosa: se mi può fare un piacere Gesù Bambino, il nostro portatore e noi portatori, se mi può fare questo favore. Una prima fase meno spettacolare e più agganciata al culto, è riservata più ai portatori e alle loro famiglie che fanno una preghiera e una promessa all'Assunta che prende in carico le loro richieste e a cui seguirà, nelle ore meno calde del pomeriggio, invece una parte decisamente più folcloristica e dedicata ai turisti e avventori in genere. E infatti questa prima fase dell'uscita dei due ceri si chiude con la messa solenne all'interno del Duomo cittadino, in cui si ringrazia l'Assunta per aver preso in carico tutte le richieste e i desiderata dei portatori e delle loro famiglie e che si spera possa un giorno esaudire. Una messa celebrata dal parroco del paese, a cui sono presenti tutte le istituzioni paesane, e che chiude questa prima fase del lungo Ferragosto ploaghese, che da questo momento assume altre forme decisamente più pagane e spettacolari e che rendono questo Ferragosto davvero unico e divertente. Ore 18. Da questo momento infatti tutti i protagonisti della festa cominciano pian piano a convergere in piazza e Ploaghe comincia a respirare quell'aria di festa e spensieratezza tipica del Ferragosto, con suoni e musiche di ogni parte del mondo che si odono in tutti i vicoletti adiacenti alla piazza principale. L'uscita dei candelieri si somma infatti ad un'altra manifestazione, il Gran Galà Internazionale del Folklore, che prevede canti, balli, sfilate per il paese fino allo spettacolo notturno sul palco. Anche se queste bambine le vedete con i cartelli Lettonia, Argentina, El Salvador, loro sono il gruppo folk di Ploaghe. Gruppo folk? Salvatore Manca di Ploaghe. E questa cosa mi piace perché voi insegnate tutto l'anno la tradizione, la nostra tradizione a queste bambine, oggi ne imparano altre. Certo, infatti per noi è una giornata molto importante perché oltre a conoscere le nostre tradizioni hanno il piacere di conoscere le tradizioni comunque di tutto il mondo. Le campane annunciano che tutto sta per iniziare. Si dia inizio alle danze. La corriente, chorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Un piccolo paese del Centro America che sta per arrivare in piazza, ovvero El Salvador. Parlate un pochino di italiano, no? Chi è che parla un po' di italiano? Poco a poco, lui. Descrivetemi un po' il vostro abito, la vostra tradizione. Noi facciamo balli tradizionali dove facciamo qualcosa dove possiamo mostrare come era la vita di tutta la gente. Ah, quindi rappresentate la vecchia vita dei vostri antenati. La Costa Rica, che da un sondaggio è apparso come il paese più felice al mondo, e sarà per questo, perché come li vedete loro suonano, cantano e si divertono sempre col sorriso sulle labbra. Ogni momento per loro è un motivo di divertirsi e fare festa. E poi rappresentata qua, come vedete, la tradizione sarda, sempre impeccabile. Di dove siete? Ploaghe. Ah, di Ploaghe. Ma siete contenti oggi di vedere Ploaghe piena di culture diverse dalle nostre? Ce lo credo che siamo contenti. Ogni tanto ci vuole. Posso dire però che noi con la nostra, con i nostri costumi facciamo una gran figura sempre. Certo, sempre la facciamo. Los pescadores, oh, carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. E gli altri, ve l'ho detto che sono sempre sorridenti. Guardate, Costa Rica, pura vida, sempre sorridenti. Cioè, Costa Rica è il paese più felice al mondo. Sì, è il más feliz del mondo. Ma perché? Y mujeres bellas.
I mujeres? Bellas. Le mogli belle? Sì. Ma perché il paese più felice al mondo? Por la paz. Per la pace. No tenemos ejército, no hace falta, porque vivimos en paz. L'Argentina, ma in una veste che non aveste mai visto, ovvero quella degli indios, i vostri antenati. Sì, l'indio è gente che abitava nell'Argentina nell'anno 1900 e fa. Anche avete una rivoluzione che il spagnolo che voleva, si dice? Sì, voleva abitare tutta la terra di Argentina. E lo ha matato, come si dice? Ah, li hanno ammazzati. Sì, sì. E poi dopo invece, ecco, ma non ci credo, il rappresentante dell'Argentina che ha indossato l'abito di Usini. E questo è il significato di questo festival, integrazione. Exacto. Sí, nosotros hemos querido interrelacionarnos con Usini, con la Cerdeña, por eso el director de San Giorgio tiene un traje argentino. Argentino. Y yo me puse un traje sardo. Rappresentante del gruppo folk San Giorgio di Usini che oggi è diventato argentino. Questa è vera integrazione, vero connubio tra i popoli. ¿Qué dice? No hablo. Ah no, tu sei argentino, scusa. Sì. Háblame in argentino. ¿Qué quieres saber? Quiero saber che cosa rappresenta il vostro de estilo. Malambo, de Malambo. Malambo? Sì, Chi è il gaucho, Malambo? il gaucho. È il gaucho argentino. Lo zappatero della tierra, della... Il ballo argentino, me lo improvvisas? È diventato argentino sul serio. Un applauso all'integrazione tra popoli. E a questo punto, dopo canti e balli informali, foto e video coi ragazzi stranieri e qualche diretta Facebook ad amici e familiari lontani, può partire la processione, arricchita quest'anno da questi abiti dai colori sgargianti e questa allegria contagiosa. Processione che si snoderà per le vie principali del paese, dedicata ovviamente all'Assunta, portata in spalla per tutto il percorso fino ad arrivare al corso dove ci stanno aspettando i portatori coi candelieri, pronti a rinnovare l'antico rito. Tutta Ploaghe saluta, si posiziona nei punti strategici pur di non perdersi niente della sfilata. Le piace, signora? Sì. Solo una volta all'anno succede una meraviglia del genere. Guarda Alessio, se ti sistemi di spalle, io mi metto qua con i nativi dell'Argentina, guarda qua che figurone. Fatevi un applauso perché siete meravigliosi. Com'è la manifestazione? Vi sta piacendo? Sì, ma bellissima, complimenti, è organizzata bene, belli gruppi, belli tutti. Voi affacciate la finestra, avete la posizione privilegiata, vi sta piacendo? Sì, molto bella, sì, sì. Moltissimo, noi siamo abituati che c'è tutti gli anni, quindi siamo a casa nostra e vediamo tutte le cose belle. Voi non siete di Ploaghe? No, noi siamo del Nicaragua. Ah, nicaragüesi, si vede dall'accento soprattutto. Signora non se ne perde neanche una. E cosa ne fa di tutti questi filmati? Li se li tiene a casa, li conserva? Li conservo. Perché è una cosa meravigliosa, no? Certo.
che sfila, indossa con orgoglio il costume di Ploaghe. Sì. Oggi di tradizioni ce ne sono tante, però non solo la tradizione sarda. Sì, oggi è Ferragosto Ploaghese, c'è la processione dell'Assunta e si lavano tutti i gruppi internazionali e c'è festa da tutte le parti. È bello perché ci sono i gruppi internazionali e le culture si mischiano e si mischiano con i costumi sardi. Praticamente il percorso prevede tutto il giro del paese. Avevate mai visto una cosa così bella? È una meraviglia per gli occhi, vale la pena oggi di non andare al mare, di non essere andati al mare per godere di una meraviglia del genere che capita una volta l'anno. La sfilata prevede praticamente di toccare tutte le vie principali del paese e in modo poi da ricongiungersi nella piazza principale o poco prima con i candelieri che stanno continuando il loro giro per le vie di Ploaghe, quindi 2 manifestazioni in una. È un momento molto importante per l'estate ploaghese che è fatta di tantissime manifestazioni, praticamente un'estate fatta di oltre 30 avvenimenti dilazionati in tutta l'estate, tutti molto importanti, ma il clou è ovviamente questo del 15 agosto, dove la tradizione ploaghese prende piede, prende corpo ed è quella, come ha detto il sindaco, che segna l'identità ploaghese con i candelieri e la processione dell'Assunta. E come vedete è una manifestazione che diverte, che emoziona, ma che muove economia e questo è molto importante ovviamente per il paese. Andiamo a questo punto a immortalare l'ultimo momento di queste oltre 3 ore di processione e camminata per le vie del paese che si conclude con questo momento importante dove il candeliere fa posto all'altro con un inchino e poi qua proprio nelle scalinate della chiesa c'è l'inchino finale invece dei 2 candelieri che favoriscono il rientro della Madonna in chiesa. Sono col presidente del gruppo folk di Ploaghe che ci può descrivere il momento clou della tradizione dei candelieri ploaghesi. Sì, allora una volta che i candelieri arrivano quasi alla piazza c'è l'inchino di un candeliere che fa l'inchino all'altro candeliere in modo tale che passi ed è una tradizione che comunque segue negli anni dei candelieri di Ploaghe, comunque una storia dei candelieri di Ploaghe. Una volta che i candelieri arrivano in piazza si posizionano uno a sinistra, quello di Muratori e quello a destra di Pastori, comunque San Pietro è quello degli Angeli. Praticamente una volta che arriva il santo si inchinano per far passare la Madonna che entrerà in chiesa e verrà riposizionata. Poi una volta che finisce comunque l'inchino, i balli, una volta che viene fatta la benedizione, i candelieri faranno il ballo con la banda musicale del paese che li accompagnerà.
Davvero bello lo spettacolo dei candelieri di Ploaghe che effettivamente io non avevo mai visto e sono contento invece di aver documentato. Molto diversi da quelli di Sassari, da quelli di Iglesias che sono ancora diversi, vi assicuro venite il 15 l'anno prossimo se non siete venuti quest'anno perché è uno spettacolo da non perdere. Stanchi ma contenti perché è stata una manifestazione bellissima, io non l'avevo mai vista, emozionante sul serio. Sì, è davvero emozionante, basta vedere le persone che sono radunate intorno ai candelieri per capire quanto siano sentiti e quale sia la nostra devozione. Gemellaggio perfetto tra l'altro insieme al sindaco di Nulvi dove ci sono i candelieri che sono ancora diversi da quelli di qua. Certamente, ieri è stato Ploaghe a fare tappa a Nulvi a onorare i loro candelieri, stasera è stato ovviamente il sindaco di Nulvi, Antonello Cubaio, che è venuto qui da noi a onorarci, noi che siamo considerati candelieri minori, non essendo rientrati fra quelli considerati patrimonio dell'umanità. Minori ma uno spettacolo degno di questo nome, sì. Ploaghe e voi. Sì, la forma è diversa ma la sostanza è la stessa, c'è pathos, c'è fatica, c'è sacrificio, c'è anche il risveglio dello spirito e della fede delle persone, dei cittadini che si riconoscono in una porzione di identità forse unica.